Ciao Stichi, grazie di essere qui con noi. Ciao a tutti, ciao. Allora, cominciamo a parlare di te. Parlaci un po' della tua persona, della tua professionalità artistica, come sei cresciuto, come sei nato come rapper. Raccontaci un po'. Ho iniziato nel 2013 a scrivere con mio fratello a Jesolo, un po' per gioco, un po' per divertimento. E poi man mano che andavamo avanti siamo cresciuti anche artisticamente, abbiamo messo su una crew in Svizzera, la Fetomis Gang, con altri due nostri amici. E da lì le cose hanno iniziato ad andare meglio, abbiamo fatto un featuring con la Young, abbiamo fatto un featuring con Chris Laway e per un po' abbiamo fatto la trap e poi a un certo punto, non lo so, mi ha scattato qualcosa in testa e ho deciso di iniziare a fare reggaeton e da quel momento ho iniziato a trovarmi molto meglio proprio artisticamente e sono cresciuto tantissimo e da E lì da piano qui, piano sono arrivato ad oggi. e da qui arriviamo ad oggi, arriviamo a questo brano, Atlantide, che unisce proprio un ritmo reggaeton spensierato a un testo che però è anche impegnato, perché racconta, magari con un po' di leggerezza, i tuoi problemi giovanili. Parlacene allora. Assolutamente sì, Atlantide è un po' incentrato su tutti quelli che sono stati i miei problemi un po' di insicurezza e di socializzazione che ho incontrato nella mia vita. Perché allora io bisogna partire dal presupposto che soffro di ADHD e Sì? l'ADHD durante tutta la mia adolescenza mi ha un po' destabilizzato nel rapporto con gli altri, E soprattutto perché spieghiamolo ero un un ragazzo attimo a molto. chi non sapesse di cosa si tratta. È una piccola patologia che crea qualche disturbo nell'attenzione, giusto? Esattamente, sì, fondamentalmente è un'insufficienza di dopamina e crea disturbi dell'attenzione, una forte iperattività e quindi questo inevitabilmente va un po' a rendere difficoltoso il rapportarsi con i coetanei, soprattutto da ragazzino. E questo fondamentalmente mi ha portato a molte situazioni di emarginazione dagli altri, che mi ha portato ad avere appunto tutti questi problemi di socializzazione che provo molto leggermente a raccontare in Atlantide. Perché il titolo Atlantide? Atlantide perché testimonia un po' l'abisso, lo sprofondare, il fatto di andare sempre più giù fino a toccare il fondo per poi trovare la forza per risalire. Beh, interessante anche dal punto di vista metaforico, insomma, non ci resta che invitare i nostri spettatori ad ascoltare il tuo brano o a vederne il videoclip che è già disponibile anch'esso, giusto? Assolutamente, sì, 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 è uscito oggi il videoclip a mezzogiorno, mentre il brano è già su tutte le piattaforme digitali da venerdì. Fantastico, grazie mille Siki e in bocca al lupo per la tua carriera, augurandoti, auspicando ovviamente che questo brano possa rappresentarne e magari anche nel suo piccolo questa bella intervista al TG Plus possa rappresentarne una sorta di piccolo trampolino di lancio, dai. Assolutamente, assolutamente, bisogna sempre iniziare da qualche parte. E l'importante è spingere. Vuoi dare un saluto a tutti gli spettatori del TG Plus che ti stanno seguendo? Assolutamente, ciao a tutti.